Guarda che io devo pigliare il papiro perché sennò... Quello del mio nome? Quando gli attrezzi Vladimiro Valerio, che più o meno conosciamo tutti, e che, come dire, conclude la vita di Napoli. E avremo l'eredità di Rizzi Zannoni, che costituisce non soltanto una costola ma anche qualcosa di più dell'Istituto Geografico Militare. Quindi finiamo con il dopo, anche con il dopo Zannoni, più di così. Ok. Allora, sì, la cronologia c'è. Abbiamo visto Norimberga, Parigi, Padova, adesso Napoli e stiamo chiudendo. Arriva a Napoli nel maggio del 1781. La vicenda napoletana è enorme, è lunghissima, chiaramente non la potrò raccontare, poi l'ho anche scritta in quel volume che vedete lì, quindi cercherò di puntualizzare solo alcune cose, piuttosto che non fare uno sguardo generale su tutto il periodo. Perché ieri con Carlo Maccagni, durante il caffè, dicevamo come sarebbe cambiata la storia di Napoli o di Milano se Rizzi Zannoni, anziché decidere di venire a Napoli, avesse deciso di andare a Milano. E poi riflettevo addirittura come se avesse fatto un altro ancora. No, riflettevo sul fatto che la teoria di Gaia, secondo cui una farfalla che batte le ali nell'Amazzonia può generare un tornado in Florida, si può applicare anche alla storia, alle scienze sociali. Cioè noi abbiamo scoperto ieri come la separazione di una coppia di padovani determina la nascita dell'Istituto Geografico Militare. Cioè c'è una relazione tra l'Istituto Geografico Militare e la separazione di due padovani. Perché di fatto questa è la storia. È una fantasia. Sì. Quindi il suo arrivo a Napoli e l'alternativa con Milano deriva da questioni personali che hanno l'origine in quei documenti che la nostra archivista è riuscita a trovare, che spiegano tantissime cose. Quindi questo per Cantile che verrà dopo, un altro tassellino del come nasce l'IGM, incredibile. E lui arriva a Napoli nell'81 e tra le cose più straordinarie che gli fa, perché poi tra l'altro a Napoli un po' si emenda di tutte le sue colpe, cioè il periodo napoletano forse è il periodo più chiaro della sua vita, e anche il periodo nel quale poi mette a frutto tutte le conoscenze vantate o meno nei 30 anni precedenti, nei 25 anni precedenti. A Napoli effettivamente realizza qualcosa di importante, fa rilevamenti sul terreno, determina una scuola di geodeti, di cartografi, insomma, quindi crea veramente una nuova mentalità anche nella gestione stessa del territorio. Quindi effettivamente a Napoli lascia un segno fondamentale e importante. Quello che a me interessava ora tratteggiare è nell'ambito di tutti questi aspetti della rivoluzione che Rizzi Zannoni genera a Napoli è l'indotto cartografico, che è un tema in parte già trattato, ma che vale la pena di sottolineare perché oltre alla cartografia, quindi la produzione di mappe che abbiamo visto anche con Mary, tutta la sua trafila, ecco, in quella trafila c'è una quantità enorme di operatori che lavora, e non solo nella stampa della mappa, ma anche nella preparazione della mappa e tutto quello che è di corredo alla produzione cartografica. Il motivo per il quale io da sempre ritengo che la cartografia in qualche modo sia un termometro della salute di una società. Se una società è sana e non ha la febbre, riesce a produrre carte e le produce anche bene. Se ha problemi, non produce carte. Il terremoto dell'80 a Napoli dimostrò come l'Istituto Geografico Militare, che è una parte dello Stato, fosse in qualche modo avesse problemi perché non c'era la cartografia aggiornata, lo so benissimo, non c'erano segnate le strade, insomma, un discorso abbastanza già affrontato anche. Quindi la cartografia è un segno anche proprio della salute di una certa società. E l'arrivo di Rizzi Zannoni a Napoli determina una serie di attività indotte. Per esempio inizia a esserci produzione di strumenti astronomici,
perché è vero che comprano strumenti dalla Amsden e dalla Francia, però poi questi strumenti vanno aggiustati, riparati, e quindi si creano i meccanici a Napoli, e questo poi nell'Ottocento genererà una scuola anche di meccanici abbastanza importanti. La produzione dei rami per la cartografia sono rami di dimensione particolare, quindi si inizia a creare un'attività della corporazione dei ramari che esisteva a Napoli dedicata a questo tipo di produzione. Lastre estremamente grandi, il che comporta anche torchi tipografici grandi, quindi anche l'attività tipografica si implementa e si modifica in base alle dimensioni delle carte. Si producono carte speciali, carte proprio su supporto del materiale, e quindi per esempio viene istituita una fabbrica a Traetto che produce carte per la cartografia, quindi insomma l'indotto è estremamente importante. Uno degli aspetti più interessanti è quello relativo all'arte e alla presenza degli artisti nella produzione cartografica napoletana. Noi conosciamo esattamente l'inizio dell'attività di Rizzi Zannoni, arriva a giugno a Napoli, fine maggio-giugno, e il 22 ottobre già viene istituita questa commissione per la carta geografica. Quindi non si crea un'istituzione, ma si crea una commissione che doveva avere anche una durata provvisoria. Questa è un'idea geniale di Galiani, che conosceva bene la Corte Borbonica ed era anche un grande economista. E quindi Galiani sovrintende per la parte economica e commerciale e Rizzi Zannoni è il direttore scientifico. Queste informazioni provengono da documenti d'archivio, perché non c'era rimasta traccia, in particolare sono i documenti dei pagamenti effettuati per la carta geografica. Quindi tutto il sistema bancario che supportava la produzione della carta. C'erano costi da sostenere e quindi c'è tutto il bilancio dei costi sappiamo anche il salario dei vari addetti alla carta geografica, questa è un'indicazione anche abbastanza importante. Uno dei primi dati che viene fuori dai pagamenti è proprio questo al pilota delineatore, siamo nel novembre 81, quindi un mese dopo, anche meno, già si lavorava la carta geografica e già escono fuori i primi pagamenti. Ma quello che viene fuori anche abbastanza celermente è il problema di come riprodurre queste carte. Quindi subito iniziano gli esperimenti sull'incisione cartografica. Non c'era una scuola cartografica napoletana, quindi non si sapeva come reperire il personale addetto. Per fortuna c'era la stamperia reale e l'opera di Ercolano che si stava stampando proprio in quegli anni, e quindi alla stamperia reale vengono presi gli incisori che lavoreranno alla carta. Questi sono i primi pagamenti fatti per saggi di rame, per vedere che capacità avevano gli incisori di poter lavorare sulla cartografia. Giuseppe Guerra, che poi diventerà l'incisore ufficiale della Carta del Regno, Aniello Cattaneo, Marco Antonio Giacomino, Carmine Pignataro, tutti quanti lavoravano alle antichità di Ercolano e alla stamperia reale. E questo è il saggio di Capri, cui furono addetti questi tre incisori. E questo è un inciso che non c'entra col discorso mio, ma che riguarda in qualche modo la rivoluzione che si opera. Napoli è uno dei primi centri in cui ciò avviene, cioè la vendita del materiale cartografico. Questo è un foglio estremamente interessante perché non esisteva un catalogo, qui siamo nel 1808, epoca francese, non esisteva un catalogo di vendita, ma questo foglio ci fa comprendere che la Carta del Regno di Napoli sotto i francesi viene messa in distribuzione. Quindi questo tra l'altro anticipa di molti anni quello che si riteneva il momento in cui la cartografia dello Stato viene resa disponibile. In effetti sono i francesi i primi che nell'ambito della democratizzazione e della valorizzazione dello Stato determina nel Regno di Napoli e un po' in tutte le nazioni che vengono assoggettate alla Francia. Questa era una cosa abbastanza inedita. Torniamo invece un attimo alla pittura e al rapporto con la cartografia. Alessandro Lanna è uno dei primi pittori che viene ingaggiato proprio per quella cartografia. Era un pittore di corte, qui ci sono alcune scene di costumi popolari, lui realizzò queste scene anche per essere inserite poi in un set di porcellane che furono fabbricate a Capodimonte, famosissimo anche per le sue vedute di città. Moltissime scene ancora si conservano delle eruzioni del Vesuvio,
è un pittore molto noto nell'ambito degli storici dell'arte, ma fino a pochi anni fa non si conosceva il suo lavoro nella cartografia. In particolare lui addirittura viene non ingaggiato, diventa un impiegato dell'officina topografica, quindi viene stipendiato per poter disegnare le montagne. Quindi tutta l'orografia è assegnata a un paesaggista. Cioè, mentre i topografi e i geodeti fissavano le coordinate dei punti anche delle cime, per cui, ecco qui si vede, per cui le cime sono fissate esattamente nella loro posizione, il paesaggio viene ritratto dal pittore che accompagnava i topografi. Ci sono i pagamenti conservati nel Banco di Napoli, nei quali si paga Alessandro Landa che accompagna appunto i vari topografi Questo si collega a un clima un po' generale che si viveva in quegli anni, ma che a Napoli viene particolarmente portato avanti, della presenza proprio dell'arte e della pittura dentro la costruzione della cartografia. Nel 1803, poi lo vedremo dopo, queste frasi vengono proprio dal Memorial Topographique, nel commentare le carte di Rizzi Zannoni a Napoli viene proprio messa in evidenza la capacità informativa e comunicativa delle carte, no? Tutto di un'esattezza superiore, l'occhio vede tutto, riconosce gli oggetti, i bacini, le valli, cioè sono veramente disegnate e incise con un talento incredibile. Addirittura finisce che sarà sempre uno dei più bei prodotti cartografici di questo genere. Quindi, malgrado l'apparente contraddizione tra cartografia tecnica, geodetica, scientifica e la presenza artistica, il prodotto finale alla fine diventa un prodotto estremamente forte nella comunicazione del paesaggio. Ecco, questo è un particolare, qui si vede proprio il paesaggista che addirittura individua alberi, boschi, cime aride, fiumi, insomma, veramente una comunicazione che solamente un pittore poteva fare in quegli anni. E questo atteggiamento, che è particolarmente napoletano, è un po' nel clima di quegli anni, anche in Inghilterra, Constable e altri lavorano alla cartografia, ci sono dei documenti che lo dimostrano, ma a Napoli questo viene proprio istituzionalizzato attraverso la figura proprio del vedutista rilevatore. E quindi il Memorial Topographique, che è prodotto nel 1803, prende un po', mette insieme tutti questi momenti della cartografia europea, e quindi per esempio quando parla di un tipo di carta perfetta, usa queste frasi. In questa commissione c'erano matematici, geodeti, ufficiali del catasto, quindi erano tutti tecnici, però dicono che il cartografo deve riprodurre la natura stessa rivestita delle sue forme e dei suoi colori e ridotta alla dimensione della scala, quindi deve essere assolutamente sì, veritiera, imitazione della natura, ecco poi il termine che si può usare. E qui sono i matematici, i tecnici che la descrivono in questo modo. Difatti il concetto di imitazione della natura è qualcosa che viene spesso fuori in tutta la letteratura cartografica di quegli anni. Qui c'è un piccolo florileggio relativo a questo, si arriva fino al 1841 con i trattati per gli ingegneri militari del servizio cartografico torinese, ma lo stesso avviene anche per Napoli, per Milano e per altri. Tornando a Napoli, l'Atlante Marittimo è la prima carta che viene realizzata, difatti il primo pagamento è proprio per un pilota che stava iniziando i rilevamenti dei corsi dei fiumi, che vengono tutti delineati nelle loro foci. Questo è il primo frontespizio dell'Atlante Marittimo che esce col primo foglio, 1785, poi al termine ci sarà un altro frontespizio e vedremo. Ecco, qui ci sono i costi. Il foglio numero 1, 146 ducati, 100 ducati. Il costo non è particolarmente elevato, perché qui siamo semplicemente una cartografia sommaria. Oltre allo scheletro c'è solo la linea di costa. Cioè considerate che Rizzi Zannoni guadagnava 40 ducati al mese, questo stipendio. I prezzi ovviamente salgono, i costi salgono moltissimo con l'Atlante geografico, con la pianta di Napoli, che costò 4.500 ducati, una cifra spropositata, però vedremo che tipo di prodotto. Ecco, tornando alla necessità del vedutista, per l'Atlante Marittimo la rappresentazione di carattere pittorico è fondamentale, perché quando si avvicina alla costa tu devi riconoscere la costa per quello che vedi, non per quello che immagini possa essere dall'alto. Quindi è chiaro che riprodurre il monte di Santa Maria della Stella con questo profilo serve al navigante per dire sto qui,
Quindi assolutamente è un discorso anche corretto dal punto di vista informativo e dell'uso che si fa della carta, da cui poi applicare un'unica metodologia nel giudizio della carta, che sia metrica o di altro tipo, non ha senso, perché una carta va giudicata per la committenza, per le finalità, non per la sua esattezza metrica. Lo stesso per il Monte Bulgaria. E così se tu vieni da sud e ti avvicini alla costa. Dettagli dei porti veramente clamorosi. Questi, sì, i costi sono sempre intorno ai 150 ducati, gli scandagli sono spesso in piedi parigini, sono indicati gli ancoraggi, insomma, questa, la freccia in alto indica l'andamento della marea e l'orario di spostamento rispetto al passaggio della Luna, quindi insomma pieno zeppo di indicazioni. In che altro modo il mondo dell'arte viene in contatto con la cartografia? Attraverso le decorazioni e tutti gli apparati decorativi. Qui abbiamo il primo pagamento per Domenico Mondo, che è un famoso pittore, del quale è uscita anche una monografia pochi anni fa, nella quale si è fatto uso di questo documento perché era sconosciuto la relazione di Mondo con la cartografia, nel quale gli viene ordinato di creare un frontespizio per l'Atlante marittimo, siamo nell'89, che stava per essere completato. Non si è soddisfatti di questo prodotto di Mondo e gli viene commissionato a Cristoforo Nippa, è un pittore tedesco che viene a Napoli con Goethe, molto famoso poi nella corte borbonica, che fu autore anche di altri frontespizi. E gli vengono commissionati 2 frontespizi, non sappiamo quale dei 2 vince, però sicuramente uno dei 2 frontespizi viene realizzato ed è questo. Tutte le copie esistenti di questo frontespizio recano solo la firma dell'incisore. Io dai documenti d'archivio ho ricavato l'autore del disegno perché risulta lui. A Napoli è stata trovata una copia della Biblioteca Reale che reca anche la firma di Knip su questo lato. Quindi è stata una conferma che realmente è quello il frontespizio realizzato da Knip. Perché è stato cancellato il nome non lo sappiamo, ma è tutto un altro discorso. Di fatto poi una specie di damnatio memoria, ma non sappiamo il motivo. Ovviamente l'Atlante è corredato tutta una serie di simboli relativi alla navigazione, geodesia, cartografia, disegno. Qui il mondo, il Regno di Napoli che comprende tutto il mondo quasi, lo stemma borbonico, insomma tutti i simboli che ci possiamo aspettare. Questo è un altro frontespizio clamoroso costruito negli stessi anni. Siamo nel 1790, è la Carta di Napoli, uno dei più bei frontespizi che siano mai stati realizzati in cartografia, di una bellezza grafica e incisoria straordinaria. L'incisore non è Giuseppe Guerra, che è l'autore di tutte le carte, è un incisore molto più raffinato che non è stato trovato e per il quale non ho trovato pagamenti, il che vuol dire che non è passato per la commissione, ma deve essere passato attraverso gli allodiali o altri fondi del re. Non si è trovato traccia dell'autore di questo frontespizio. E l'incisione, come vedete, è di una finezza straordinaria, cioè questi omini alle manovre sono alti 2 millimetri, incredibile, cioè addirittura io ho fatto una riproduzione a 600 dpi, non riesco a separare le linee a 600 dpi come hanno fatto gli incisori che incidevano con capelli, non so con che cosa, insomma, per arrivare a meno di 1/10 di millimetro. Questo sarebbe il quadrante di Ramsden, ma non è il quadrante, ma comunque uno strumento per le osservazioni astronomiche, per un'eclissi di sole che poi realmente c'è stata in quegli anni e che fu osservato da Rizzi Zannoni nel Palazzo Reale di Caserta. Ancora altri frontespizi realizzati da pittori, di questo si è trovato il pagamento, sempre Cristoforo Nippa, quindi evidentemente è stato apprezzato il lavoro per l'Atlante marittimo e quindi il commissario delegato della carta geografica ordina questo secondo frontespizio che viene applicato. Come vedete segue l'andamento della costa, quindi anche questo mettersi in contatto con l'immagine cartografica e riempire per una specie di horror vacui tutto lo spazio disponibile. Ancora altro frontespizio, siamo negli stessi anni, questa volta è Vincenzo Cammarano, che diventerà un pittore famosissimo dell'Ottocento napoletano e che in quegli anni era a Roma come pensionario. Ancora un altro pagamento per questo frontespizio. Questa carta poi è una storia molto particolare perché è una carta alla quale viene dedicato un sonetto, è una cosa che veramente è unica, e il sonetto viene scritto da Saverio Mattei
cioè Gregorio Mattei, che era il figlio di Saverio Mattei, che era il delegato della carta geografica e che poi verrà ucciso nel 99, quindi anche un martire del 99. In quegli anni invece era ovviamente un fan del re e della corte, ma siamo prima della caduta delle teste dei re di Francia, prima che a Napoli Borbone si spaventassero per la rivoluzione francese, che arrivò anche a Napoli naturalmente. Qui siamo nel frontespizio della riduzione in sei fogli, di cui c'è l'esemplare esposto in mostra. Alessandro Danna è ancora l'autore del disegno e si firma, quindi questo pittore lavorerà fino alla sua morte, addirittura nel 1810 ancora risulta tra gli impiegati dell'ufficio topografico. Oltre a realizzare le montagne, realizza ovviamente anche molti apparati decorativi. Questo è il frontespizio dell'Atlante geografico, 1808, siamo sempre in epoca napoleonica, quindi questo culto per l'immagine, per l'affermazione anche proprio dell'autorità passa dai Borboni ai francesi, anzi i francesi, figurati, se ne fanno addirittura un vanto di questo. Questo succede anche addirittura nella produzione cartografica contemporanea e non solo dell'officina. Questo è un prodotto del genio militare, concorrenziale al Dépôt de la Guerre, ma anche qui ancora c'è tutta questa sublimazione. Questo qui è lo stemma di Murat, che viene portato in trionfo da quest'angelo. E poi ancora stazioni militari del Regno di Napoli, una delle ultime opere di Rizzi Zannoni. Tutto questo diventerà poi un'eredità anche dell'ufficio topografico, anche attraverso poi il Memorial Topographique che viene adottato da Napoli come da altre nazioni europee, per cui questo sinonimo, questa correlazione strettissima tra paesaggio, pittura e rappresentazione cartografica rimane proprio nella cultura napoletana. Qui siamo pochi anni dopo. Gasperi Vinci fa elementi di topografia, c'è anche un capitolo dedicato alla geodesia, però il frontespizio è un frontespizio proprio prettamente in stile acherziano, con questi topografi che rilevano e con questi aiutanti, una miscellanea, questo è Sant'Elmo, questo è il Vesuvio, cioè tutti un paesaggio inventato. Questi sono ancora elementi quindi un'eredità che poi rimarrà in tutto l'ufficio topografico napoletano nel corso dell'Ottocento e che poi verrà trasferita all'IGM, che nella sua fondazione ancora aveva una sezione che si chiamava artistica, perché era quella che dava poi forma e rendeva la carta, come dire, i contenuti della carta comunicabili. Vi ringrazio.